Il Bassano espugna il Capanino 6-1, Nando Monticello era l'ex di questa gara. Che partita è stata, Nando? Buonasera a tutti, penso che è stata una partita, eh, non so se dire dominata, però credo che abbiamo imposto il nostro gioco. Credo che dall'inizio si è visto un Bassano intenso, un Bassano, sì, penso che la parola sia intenso sulla la parte difensiva, anche sulla parte di attacco. Quindi credo che la chiave della partita che è stata che fin dall'inizio abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, e credo che, ma non lo so se si è visto nel risultato, perché a volte i risultati sono bugiardi, però credo che si sia visto nel gioco. Senti, è cambiato tutto in un minuto perché l'espulsione di Davide Banini e voi in power play siete davvero micidiali, 2 gol praticamente in pochi secondi. No, sicuramente non è solo il fatto che è stato espulso Dada, sino il fatto che ora come ora i power play sono determinanti. Per fortuna oggi abbiamo approfittato, quindi c'è stata anche lì, secondo me, lo squilibrio della partita che si è spaccata, e credo che dopo abbiamo giocato con più tranquillità. Però è un hockey che è cambiato tanto. Ora, come ti dicevo prima, con il power play sicuramente la squadra che è favorita ha un vantaggio, però stasera ci è andata bene, vediamo la prossima e niente, è una partita a 3 punti. Ora cercheremo di recuperare le gambe, che abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni, più viaggi, e quindi niente, ora caricare le gambe, rilassare un po' la testa e aspettare la prossima partita.